Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati in questa nuovissima pillola. Allora, l'argomento che tratterò questa sera in modo molto stringato si collega direttamente a quello che abbiamo visto la lezione precedente. Allora, nella lezione precedente abbiamo visto come fare gli occhi in modo un po' più organico per poter vivere. In questa lezione andremo invece a cercare di capire come sfruttare le debolezze del nostro avversario per guadagnare un nostro vantaggio. Riassumendo un attimino il concetto, si può dire che ogni qualvolta il nostro avversario ha delle debolezze, dove queste debolezze si possono rivelare in vari modi, possono essere per esempio dei tagli, possono essere delle aperture nel proprio territorio, possono essere anche delle nostre pietre che magari sono in pericolo perché sono circondate quasi completamente dal nostro avversario, però hanno ancora quel po' di age, no? Quel po' di ancora di potenziale che potrebbe permettere loro di creare ancora dei danni. Bene, se noi riusciamo a sfruttare quindi tutte queste debolezze che può avere il nostro avversario, potremmo sicuramente fare avanzare le nostre pietre. Cosa significa questo? Significa che se il nostro avversario ha creato comunque anche una grande influenza soprattutto verso il centro, per cui è abbastanza inespugnabile, perché qualora volessimo anche provare ad invaderlo, sappiamo già che la sua influenza ci sovrasta, però il fatto che noi abbiamo la capacità di scovare queste debolezze permette di fare avanzare le nostre pietre all'interno del suo territorio in modo abbastanza sicuro. Queste debolezze appunto aiutano sia nell'avanzata che nelle invasioni, ma anche per creare gli occhi, perché se noi siamo all'interno di un territorio nemico il quale ha delle debolezze, mettendo le pietre in un punto e nell'altro in modo ben studiato e ben tarato, lui per rispondere alle nostre mosse in realtà ci dà la possibilità di creare delle forme che ci permettano di vivere. Vedremo adesso un esempio su una partita che ho giocato realmente ed è la stessa partita che vi ho fatto vedere su qualche video fa relativamente a Lucio Ryu, quella partita che ho giocato con il mio avversario e che ho diciamo nella quale ho adottato l'utilizzo del Lucio Ryu dello stile cosmico. Mi concentrerò soprattutto nella sua mossa cruciale, quella dove ha giocato nel Tengen per invadermi, e cercherò di tornare indietro nei miei passi per cercare di farvi capire come invece avrei agito io per sfruttare quelle che erano le mie debolezze. Ma andiamo sul Goban a vedere. Benissimo, ecco quindi il punto di partenza della nostra analisi. Allora, se ben ricordate, dopo questa mia mossa, il mio avversario nero è andato diretto a prendersi il Tengen. Una mossa un po', diciamo, azzardata dal mio punto di vista, perché poi mi ha dato la possibilità di giocare quest'altra mossa in questa posizione ed isolarlo dal suo gruppo lì in alto. Poi c'è stato tutto il combattimento che è risultato fallimentare per il mio avversario, tant'è che tutte le pietre che lui giocò in questa porzione del Goban vennero catturate da me. Come avrei fatto io? Allora, facile parlare adesso dopo aver rivisto e analizzato la partita tante volte, però effettivamente c'era forse la possibilità di sfruttare qualche punto di forza che aveva lui qui in alto e qualche punto di debolezza che avevo io in determinate parti. Proviamo a vedere come. Allora, togliamo queste ultime due mosse. Io, abbiamo detto, giocai in quella posizione lì e vediamo quindi il nostro amico come avrebbe potuto giocare. Ecco qui, vediamo allora di cercare delle mosse che portino al loro interno più significati.
Allora, se noi per esempio fossimo nero, giochiamo in questa posizione, dopo aver visto l'avanzata di bianco importante in questa direzione qui, giocando qui facciamo un boshi su bianco, qui gli blocchiamo idealmente l'avanzata, però siamo anche ad un keima di distanza da questo nostro gruppo che tutto sommato non è a rischio, perché a mio avviso qui un occhio si riesce probabilmente a fare e qui c'è ancora dello spazio per poter gestire il secondo. Siamo comunque sempre vicini alla nostra pietra in quella posizione, la quale è connessa a tutto questo gruppo qui. Allora, se foste bianco in questa circostanza, come giochereste? Allora, molto probabilmente bianco qui dovrebbe andare molto morbido nella sua risposta. Non può sicuramente pararsi davanti a nero qui per bloccargli l'ingresso, perché altrimenti avrebbe questo punto di taglio qui importante. Nero qui riuscirebbe ad entrare e magari anche a salvarsi quelle due pietre. Ecco che bianco, percependo probabilmente questa cosa, si metterebbe in quella posizione. Visto che nero con questo keima è connesso al suo gruppo, potrebbe permettersi di fare un altro keima in questa posizione, perché se anche bianco tentasse di tagliarlo, per esempio qui, nero andrebbe sicuramente a chiudersi, e anche se quello è un taglio sarebbe ben difeso, perché qui nero ha molta influenza. Ma fermiamoci un attimino. Se voi notate questo gruppo di bianco qui comincia a essere isolato, comincia a essere, diciamo, distante dal suo gruppo forte qui, e comincia con queste tre mosse ad essere isolato anche da questa parte dai suoi colleghi bianchi sopra. Di conseguenza bianco qui comincia a essere un po' in pericolo. Queste due pietre qui hanno ancora dell'agi. Certo, questa in Atari con una mossa di bianco può essere catturata, ma se bianco ignorasse questa Atari qui e si volesse concentrare per esempio sul blocco di nero, giocando per esempio una mossa da queste parti qui, ok, nero rinforzandosi, salvandosi la pietra nera e congiungendosi a quella, comincerebbe a creare un gruppo con influenza che minaccerebbe sempre di più questo gruppo qui. Con buona probabilità bianco, se io fossi stato bianco e mi fossi trovato in una situazione del genere, non ci avrei pensato due volte. Avrei tentato di catturare questa pietra e di minacciare di conseguenza quella. Ecco che nero, piuttosto di andare a salvarsi una singola pietra, ok, quindi sprecare una mossa per salvarsi quella pietra, per cercare magari in modo anche forse troppo ostinato di voler per forza catturare queste pietre qui, perché diciamocelo, se nero esce qui comincia a minacciare sempre di più queste pietre qui, però qui nero ha ancora una bella, bianco scusate, ha ancora una bella finestra per poter uscire. Ecco che se io fossi stato nero, ecco adesso sì, sarei andato a catturare il Tengen. In questo modo, con questo ulteriore keima, avrei una possibilità abbastanza spiccata di connettermi, perché se bianco tentasse di tagliare in questa posizione, io naturalmente andrei di qua. Bianco qui può permettersi di tagliare perché ha molta influenza, per cui scappando andrebbe sicuramente a congiungersi da qualche parte delle sue, però io qui potrei mettere in Atari quella pietra che dovrebbe salvarsi, e adesso sì che scappando da questa parte comincerei a preoccupare abbastanza seriamente bianco. Ecco, vedete, quindi sfruttando le debolezze, quindi tutti i punti in cui il nostro avversario può avere delle falle,
in questo caso qui, per esempio, siamo riusciti a penetrare in modo abbastanza sicuro e connesso all'interno del suo territorio, per cui tutto il famoso omoio che ero riuscito a fare sarebbe potuto essere distrutto da questo inserimento a gamba tesa di nero. Cosa potrebbe fare bianco qui, per esempio? Beh, potrebbe tentare di salvare il salvabile. Come potrebbe salvare il salvabile bianco qui? Beh, cercando di proteggere la parte dove c'è più punteggio da difendere. Per esempio, potrebbe giocare in questa posizione qui. Però ormai tutto questo territorio qui e tutto questo territorio qui comincia ad essere abbastanza a rischio, perché da quella pietra lì, che è una testa di ponte, nero può cominciare a venire di qua. A questo punto bianco deve per forza catturare questa pietra per permettersi a quel gruppo di connettersi a tutto il resto. Però bianco qui avrebbe via libera per scappare, bianco potrebbe proteggerlo di qua. Queste sono tutte ipotesi che sto facendo, anche perché l'analisi la sto facendo molto a caldo, così a sentimento. Dovrei pensare molto di più per cercare qual è la mossa migliore. Però vedete, questa è un'altra debolezza, perché se nero giocasse in questa posizione è come se stesse dicendo a bianco: attenzione che io potrei connettermi qui, quindi questa pietra sarebbe forte. Allora bianco è costretto a fare così, e allora nero potrebbe tentare di minacciare l'ingresso da quella parte. Bianco allora sarebbe costretto a mettersi qui, però qui nero adesso può tagliare, vedete, e tagliando lì isola questi gruppi di bianco. Adesso il combattimento sicuramente potrebbe proseguire in qualche modo, per esempio bianco potrebbe andare qui e nero si salva, eccetera. Il messaggio che però volevo passarvi era appunto questo: se voi dovete fare degli attacchi, oppure al contrario dovete vivere, state partendo dall'interno e dovete cercare di fare delle forme con degli occhi, cercate di piazzare le pietre in punti che obblighino il nostro avversario a rispondere. Proviamo a fare un esempio quindi con la costruzione degli occhi. Ecco qui appunto il nostro amico aveva giocato nel Tengen e io avevo bloccato lì. Per questa pietra diventa quindi fondamentale salvarsi e quindi fare un paio d'occhi. Allora, poniamo ad esempio una minaccia del genere. Bianco può ignorare questa minaccia? Ovvero, può fare un tenuki e giocare da un'altra parte anziché chiudersi lì? Beh, proviamo a vedere. Se bianco fa un tenuki, per esempio, si chiude qui, nero accede ed è automaticamente connesso. Perché direte voi? Perché se bianco prova a tagliarlo qui, bianco è in Atari, vedete? Per cui bianco, prima di poter tagliare nero lì, dovrà prima connettersi e poi tagliare nero. Per cui nero ha una mossa di vantaggio. Di conseguenza, se nero arrivasse a giocare lì, potrebbe tranquillamente aspettare che bianco faccia prima questa mossa prima di connettersi. Di conseguenza quelle due pietre sono già connesse. Benissimo, allora abbiamo detto: se nero gioca lì, bianco è costretto a rispondere. Ed ecco che nero ha già messo una sua pietra lì, che per l'amor di Dio è abbastanza schiacciata da questa influenza di bianco, però intanto ha piazzato una pietra dove voleva lui ed è rimasta pure lì. Questo era il tenuki. Benissimo, vediamo. Se nero giocasse qui, beh, se nero giocasse lì, comincia a minacciare bianco di salvarsi queste sue due pietre, per cui probabilmente bianco qui andrebbe a catturarsi quest'altra pietra. Per cui dopo questa mossa nero potrebbe ad esempio sfruttare questo taglio per minacciare bianco la connessione. Allora bianco probabilmente qui andrebbe a chiuderlo
ma nero forte di quell'ulteriore pietra a questo punto potrebbe cominciare a minacciare l'ingresso da quella parte. Quindi probabilmente bianco si potrebbe sentire obbligato a tagliarlo da questa parte. Allora nero adesso avrebbe la possibilità, per esempio, di rinforzare con un nobi questa singola pietra qui, oppure potrebbe continuare con la sua strategia di minacce, giocando in quella posizione lì, starebbe minacciando bianco la connessione in quella posizione lì, per cui magari sacrificandosi quella pietra che andrebbe in Atari avrebbe la possibilità di scapparsene in alto. E come vedete, un punto alla volta si starebbe cominciando a creare tutta una cornice di pietre che potrebbe venirgli utile per cominciare a creare poi degli occhi, quindi creare della controinfluenza per venire avanti. Cerchiamo dunque di sfruttare le debolezze dell'avversario per trarne vantaggio. Ogni mossa che noi facciamo non deve essere una mossa fine a se stessa, ovvero metto una pietra lì perché voglio metterla lì, metto una pietra lì perché con quella pietra lì ottengo almeno due risultati. Diamoci questo compito per casa: una pietra giocata in questa posizione qui, per esempio di nero, un boshi che blocca, e uno keima, anzi un keima alla propria pietra. Due significati. Se riusciamo a trovare anche più di due significati alle pietre, sicuramente il nostro improvement ne godrà e riusciremo ad andare avanti. Chi si attesta per primo sul campo di battaglia e ivi attende l'avversario è più fresco. Chi vi giunge per ultimo e si affretta all'attacco è invece affaticato. L'abile guerriero fa quindi in modo che gli altri vengano da lui ed evita il contrario. Ciò che fa muovere il nemico di sua iniziativa è la prospettiva di un vantaggio, e ciò che gli impedisce di muoversi è il timore di un disastro. Se voglio ingaggiare battaglia, il nemico, benché difeso da alti terrapieni e profondi fossati, non potrà rifiutare lo scontro. Attaccherò infatti postazioni che sia costretto a mantenere. Se non voglio ingaggiare battaglia, delimiterò un terreno e lo difenderò. Il nemico non potrà in tal caso giungere allo scontro perché ne contrarierò i movimenti. Di cosa si tratta quindi? Del famosissimo Sun Tzu, che se leggiamo con estrema attenzione sembra che appunto l'arte della guerra di Sun Tzu sia stato scritto mentre giocava una partita a Go. Ecco, nella prima parte di questa piccola lettura si capiva lo scopo che avevo io quando ero bianco. Quindi ritorniamo a Luciu-Ryu, volevo creare appunto, ingolosire il mio avversario per invitarlo a venire a conquistarmi. Dall'altra parte invece, nella seconda parte di quello che vi ho letto, invece si capisce come se il mio nemico è ben bardato, per cui in questo caso bianco aveva molta influenza tutto intorno, devo cercare di attaccarlo in quei punti dove lui sarà costretto a difendersi, e un po' alla volta, risicando territorio di qua e di là, sfruttando le minacce, mi creo un baluardo per poi attaccarlo se voglio attaccarlo, oppure mi creo una corona per poi cercare di vivere facendomi due occhi. Fate quindi molta esperienza, fate molte partite, scrivetemi i vostri commenti. Io vi rinnovo ogni volta l'invito a seguirmi su Instagram a questo indirizzo, oppure a scrivere a questo indirizzo email se volete mandarmi appunto dei consigli, dei commenti, delle richieste, dei suggerimenti, delle richieste di aiuto o i vostri file SGF con le vostre partite, che io sarò lieto di vedere, eventualmente di commentare, e se dovessero essere anche particolarmente interessanti e distruttivi potremo utilizzarli anche per fare dei video. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci e buon divertimento con il gioco del Go. Ciao a tutti!